Ragazzi, è tutto pronto per la partenza per la vacanza di Pasqua. Questa volta sarà una vacanza allargata, nel senso che ci troviamo con amici e parenti e quindi ci sarà da divertirsi. Adesso non vi dico ancora la meta, ma la vedrete durante il video. Ciao! Allora, oggi è venerdì santo, quindi stiamo facendo la vacanza di Pasqua. Adesso stiamo andando verso Revine Lago, in provincia di Treviso, vicino a Vittorio Veneto, e dove questa sera fanno la rappresentazione sacra in costume molto bella. Siamo stati anche l'ultima Pasqua prima del lockdown nel 2019. Arriveremo tra circa 40 minuti più o meno così, però ragazzi oggi ho un navigatore veramente eccezionale, una cosa d'eccezione. Guardate qui alla mia destra chi ho. C'è traffico qui sulla A27 direzione Belluno e usciremo a Vittorio Veneto. Quindi adesso noi usciremo a Vittorio Veneto Nord e poi abbiamo 9 km di strada provinciale. Il nostro navigatore cosa dice qui? Ah, ha fame, adesso gli diamo un pezzettino di pane. Il panorama è veramente bellissimo, la pedemontana qui del Trevigiano è stupenda, una cosa meravigliosa. Bene, ci vediamo su all'arrivo, così vediamo come sistemiamo i camper in un parcheggio libero, credo. Eccoci arrivati a Revine Lago, ci siamo sistemati in questo parcheggio libero vicino agli impianti sportivi. C'è il campo di tennis, c'è anche lo scivolo per i bambini. In questo momento siamo in 3 camper e fra poco se ne arrivano altri 2 e alle 8:30 inizia la sacra rappresentazione della Passione di Cristo, molto interessante, molto bella. Poi ve ne faccio vedere un pochettino. Bene, adesso andiamo a mangiare qualcosa. La tradizionale sacra rappresentazione della Passione di Cristo si svolge nell'eccezionale scenografia del Sagrato della Chiesa di San Matteo Apostolo a Revine. Vi partecipano un centinaio di persone tra attori e figuranti, tutti vestiti con i costumi storici. Il risultato è davvero realistico e di grande effetto emotivo.
mattino seguente organizziamo con tutto il gruppo di 13 persone una passeggiata attorno ai due laghi di Santa Maria e di Lago, divisi tra i comuni di Revine Lago e di Tarzo. I due bacini lacustri sono separati da una zona paludosa di circa 300 metri e sono collegati tra di loro grazie ad un piccolo canale. Oh, è tutto affondato qui. Il camping Riva d'Oro, aperto tutto l'anno, è posizionato sulla sponda nord del lago di Revine, in località Santa Maria, ad un'altitudine di circa 250 metri sul livello del mare. Il campeggio, immerso nella quiete della fauna e della flora lacustri, lontano dai rumori frenetici della vita quotidiana, offre scorci panoramici eccezionali, ad un passo dalle principali località del Veneto. Com'è stato? Mi piace conoscere le persone che incontro nei posti che vado a visitare e mi sembra interessante condividere con voi le esperienze che mi raccontano. Qui troviamo Paolo che insegna a pescare a sua figlia. Ma si pesca qualcosa qua? Certo che si prende, anche belle prede veramente. E ne ho preso anche uno di bello, un bel luccio di circa 8 kg. Caspita, qui dentro? Eh sì. E poi l'ha rilasciato? Certo, perché qui in Regione Veneto non si può tenere il luccio, è no kill. Ecco, Paolo almeno rispetta le leggi regionali che obbligano a rimettere in acqua i pesci delle specie protette, come questo grande luccio. Bello!
Number one. Adesso lo molliamo. Vai, vai caro, vai! Ma Leo è buono. Questa di campo è un'isola che viene da 4, no? No, no, particolare non mi va. Che musica è? Acqua marina. Bellissimo. È acqua di lago questa però. Sì, acqua di lago. Ok, andiamo allora. In località Lago troviamo il Parco Archeologico Didattico del Livelet, aperto da aprile a ottobre, ma solamente nei giorni festivi e perciò oggi che è sabato è chiuso. Il parco è stato progettato per valorizzare gli importanti resti archeologici rinvenuti proprio nell'istmo che oggi separa i due laghi.